auto d'epoca Padova 2020, 24 ottobre, periodo di Covid, periodo di coronavirus, periodo di mascherine. Portiamo a casa traccia di esposizione, quel poco che si può trovare lo portiamo a casa. Eccoci qua, amici appassionati di auto d'epoca, ecco qua, abbiamo qua una bellissima Alfa Romeo Giulia Sprint GT, spettacolo, guardate qua, la dedichiamo un po' a tutti gli appassionati di Alfa. Saluto Alessio, saluto Matteo, saluto Max, saluto Alessio Nenci, eccetera eccetera. Guardate qua che spettacolo, questa colorazione sportiva accattivante, eccola qua. Questa è un'auto che è ancora un'opera d'arte, non so il prezzo che viene richiesto per l'acquisto, comunque sicuramente sarà impegnativo, eccola qua, Giulia Sprint GT, saluto anche Michelino, e poi là spunta un maggiolino, adesso andiamo a visionarlo, eccoci qua, cari amici appassionati qua di Alfa Romeo, godiamoci un po' il tutto, eccolo qua, adesso ci portiamo su questo bellissimo maggiolino, prezzo 6.000 euro del 73, è un 1.300, eccolo qua, e anche questo finisce in memoria, buon conservato, prezzo non impegnativo, insomma, nel senso abbiamo visto prezzi più costosi, anche se ci sono delle bolle qua di ruggine che possono uscire da un momento all'altro, ma questo è un po' il prezzo del maggiolino, ecco qua. Portiamo a casa appunto questa traccia di angolino qua a Padova. Poi abbiamo qua questo Golf Cabriolet prezzo 3.800 che non fa testo, è del 96. Poi andiamo su questa Citroen XM 4.500, è del 90, anche questa dai, già più interessante, chiaramente la Fiat 600 conservata con tracce di ruggine da sistemare, il prezzo è sui 6.000, 5.400, bella conservata, eccoci qua, appassionati qua di Fiat 600, eccola qua, anche questa finisce in memoria, 5.400, del 59. Salutiamo Alberto Viani, salutiamo la nostra Zo, salutiamo tutti gli amici di Ancona qua, dato che è targata Ancona, eccola qua, e poi abbiamo questo Fiat 238 camper, che prezzo insomma non è proprio regalato, questo si parla di 20.000 euro per un 238, adesso ve lo faccio vedere mentre la gente in questo momento sta mangiando. Marvin è qua stomaco vuoto, ecco qua, del 1980, 9 posti, ah no, 13.000 euro, solo 20.000 km, ah ecco, ho confuso, valore 13.000 euro e ha solo 20.000 km, eccolo qua, prezzo nuovo. E niente ragazzi, ve l'ho fatto vedere, qualche imperfezione ce l'ha, insomma 13.000 euro comunque non sono pochi lo stesso. Ragazzi, con questo vi saluto da Padova e avanti, devi andare. Salutiamo qua tutti gli amici della Sicilia, quando vedi le arance appunto pensi alla Sicilia. Ragazzi, alla prossima, ciao a tutti, avanti con Padova, alla prossima, ciao a tutti.